Pensi che Padova sia solo la città di Sant'Antonio? Ti sbagli di grosso. Questa affascinante città veneta è un tesoro di storia, arte e cultura che merita di essere esplorato con attenzione. Con un perfetto equilibrio tra monumenti religiosi, palazzi storici e angoli suggestivi, Padova offre un'esperienza indimenticabile per ogni tipo di visitatore. In questa guida vi accompagnerò alla scoperta dei suoi tesori attraverso un itinerario accuratamente studiato, che parte dal maestoso Prato della Valle fino ai capolavori della Cappella degli Scrovegni. Non solo vi guiderò tra basiliche patrimonio dell'umanità e piazze medievali, ma vi svelerò anche i segreti per vivere la città come un vero padovano. Il percorso è pensato per ottimizzare tempo e risorse, permettendovi di immergervi completamente nella ricca storia e cultura di questa città sorprendente. Il nostro viaggio inizia con un comodo parcheggio in via Giosuè Carducci, una soluzione strategica che vi permetterà di raggiungere a piedi tutti i punti di interesse del nostro itinerario. Da qui ci dirigeremo verso il nostro primo punto di interesse, uno dei simboli più iconici della città. Il nostro itinerario inizia in Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa, con i suoi 88.620 metri quadrati. Questo straordinario spazio ellittico è circondato dal canale Memmia, o Isola Memmia, ornato da 78 statue di personaggi illustri legati alla storia di Padova. La piazza, un tempo teatro romano e poi area paludosa, fu trasformata nella sua forma attuale alla fine del XVIII secolo dal provveditore veneziano Andrea Memmo. Al mattino presto potrete godere della bellezza di questo spazio senza la folla, ammirando il gioco di luci e riflessi sull'acqua del canale e le statue che sembrano prendere vita con la luce del primo sole. Affacciata su Prato della Valle, la Basilica di Santa Giustina rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura religiosa del Rinascimento. Costruita nel XVI secolo sui resti di chiese precedenti, l'edificio colpisce per le sue 8 cupole e la sua imponente facciata. All'interno si conservano le reliquie di San Luca Evangelista e di Santa Giustina, oltre a numerosi capolavori pittorici. Il complesso abbaziale benedettino adiacente testimonia l'importanza spirituale e culturale che questo luogo ha avuto nei secoli. La basilica rappresenta un perfetto esempio di come la spiritualità e l'arte si siano intrecciate nella storia padovana. Proseguendo il nostro cammino, raggiungiamo l'Orto Botanico, fondato nel 1445 e riconosciuto come patrimonio UNESCO. Si tratta del più antico orto botanico universitario ancora nella sua collocazione originaria. Questo giardino non è solo un luogo di straordinaria bellezza, ma anche un importante centro di ricerca e conservazione. La struttura originale a pianta circolare, divisa in 4 quadranti che rappresentano l'universo, è stata arricchita in epoca moderna da serre e dal giardino della biodiversità, tra piante medicinali, specie rare e alberi secolari come la palma di Goethe. L'orto botanico rappresenta un viaggio affascinante attraverso la biodiversità del nostro pianeta.
Proseguendo il nostro itinerario, raggiungiamo uno dei luoghi più venerati della cristianità, la Basilica di Sant'Antonio, conosciuta affettuosamente dai padovani come il Santo. Questo straordinario edificio, iniziato nel 1232, subito dopo la morte di Antonio, rappresenta una fusione unica di stili romanico, gotico e bizantino. Le sue 7 cupole e i minareti conferiscono all'esterno un aspetto orientaleggiante, mentre l'interno custodisce tesori inestimabili. Imperdibile la visita alla Cappella del Santo con il suo altare di Donatello e le 9 formelle in bronzo che narrano episodi della vita di Antonio. La tomba del Santo è meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, mentre la Cappella del Tesoro conserva reliquie e ex voto. Il maestoso altare maggiore, sempre opera di Donatello, rappresenta uno dei capolavori della scultura rinascimentale. Dopo la spiritualità del santo, ci immergiamo nell'atmosfera rinascimentale della loggia e Odeo Cornaro. Questo complesso, voluto da Alvise Cornaro nel XVI secolo, rappresenta uno splendido esempio di dimora rinascimentale. La loggia era destinata a rappresentazioni teatrali e musicali, mentre l'Odeo serviva come luogo di incontro per intellettuali e artisti. Le decorazioni a fresco e la raffinata architettura testimoniano il fermento culturale della Padova rinascimentale e il ruolo di mecenate del Cornaro, personaggio chiave della vita culturale padovana del tempo. Proseguendo verso il centro storico, arriviamo in Piazza delle Erbe, cuore pulsante della vita cittadina sin dall'epoca medievale. Ancora oggi ospita un vivace mercato quotidiano dove i padovani si riforniscono di frutta e verdura fresche. Circondata da edifici storici, la piazza è dominata dalla presenza del Palazzo della Ragione, che la separa dalla vicina Piazza dei Frutti. L'atmosfera autentica, i colori e i profumi del mercato offrono un'esperienza immersiva nella vita quotidiana padovana, lontana dai percorsi turistici più battuti. Al centro del nostro percorso troviamo il maestoso Palazzo della Ragione, conosciuto dai padovani semplicemente come il Salone. Costruito nel XIII secolo e rimaneggiato dopo un incendio nel XV secolo, questo edificio ha ospitato per secoli i tribunali cittadini. Il suo elemento più straordinario è certamente il salone pensile al piano superiore, uno dei più grandi ambienti medievali coperti d'Europa. Le pareti sono interamente decorate con un ciclo di affreschi astrologici attribuiti a Giotto e Giusto de Menaboi, che rappresentano influenze astrologiche, stagioni, mesi e attività umane. La gigantesca copertura a carena di nave rovesciata è un capolavoro di ingegneria medievale. Al piano terra, le antiche botteghe ospitano ancora oggi negozi e locali, mantenendo viva la funzione commerciale dell'edificio. Adiacente a Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti completa il cuore commerciale della città storica. Anche qui si tiene quotidianamente un mercato di prodotti freschi, in particolare frutta. La piazza, con la sua atmosfera autentica e vivace, offre l'opportunità di assaporare il ritmo della vita padovana e di ammirare gli edifici storici che la circondano. Le due piazze, insieme al Palazzo della Ragione, formano un complesso urbanistico di straordinaria bellezza e funzionalità, testimonianza della sapienza con cui venne organizzato il centro cittadino in epoca medievale. Proseguendo il nostro itinerario, arriviamo in Piazza dei Signori, elegante spazio dominato dall'imponente torre dell'orologio. Questa piazza rappresenta perfettamente l'influenza della dominazione veneziana su Padova, con le sue architetture raffinate e l'atmosfera signorile. Un tempo centro del potere politico, oggi è uno dei luoghi di ritrovo preferiti dai padovani, specialmente nelle serate estive. I palazzi che la circondano raccontano storie di potere e splendore, mentre i caffè storici invitano a una pausa rilassante. Affacciata su Piazza dei Signori, la Loggia della Gran Guardia è un elegante edificio cinquecentesco che deve il suo nome alla guarnigione militare che vi aveva sede durante la dominazione veneziana.
La sua architettura classicheggiante, con colonne doriche al piano terreno e ioniche al piano superiore, rappresenta perfettamente il gusto rinascimentale veneziano. Oggi la loggia ospita eventi culturali e mostre temporanee, mantenendo viva la sua funzione di centro della vita cittadina. La torre dell'orologio, costruita nel XV secolo, rappresenta un capolavoro di tecnologia e arte rinascimentale. Oltre a segnare le ore, l'orologio astronomico indica le fasi lunari, i segni zodiacali e il moto dei pianeti, testimoniando l'importanza degli studi astronomici nella Padova universitaria. La Madonna con Bambino sulla sommità e il leone di San Marco sopra il quadrante ricordano la devozione religiosa e l'appartenenza alla Repubblica di Venezia. Il passaggio coperto sotto la torre collega Piazza dei Signori con Piazza Capitaniato, creando un suggestivo scorcio urbano. Proseguendo il nostro cammino raggiungiamo la chiesa degli Eremitani, edificio gotico del XIII secolo che ha subito gravi danni durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, conserva ancora importanti testimonianze artistiche, tra cui frammenti degli affreschi di Andrea Mantegna nella Cappella Ovetari, pazientemente ricomposti dopo la distruzione bellica. La semplicità delle forme esterne contrasta con la ricchezza artistica dell'interno, creando un'esperienza di visita intensa e commovente. Il culmine del nostro itinerario è rappresentato dalla Cappella degli Scrovegni, universalmente riconosciuta come uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale. Commissionata da Enrico Scrovegni all'inizio del XIV secolo e affrescata da Giotto, la cappella rappresenta una rivoluzione nella storia dell'arte. Concludiamo il nostro itinerario con la visita a Palazzo Zuckerman, elegante edificio dei primi del Novecento che ospita il Museo di Arti Applicate e Decorative. Qui potrete ammirare una ricca collezione di oggetti d'arte applicata, dall'argenteria ai tessuti, dalla ceramica ai mobili, oltre a una preziosa raccolta numismatica. Il palazzo, con la sua architettura eclettica, rappresenta un interessante esempio di edificio nobile di inizio Novecento e offre uno spaccato sulla vita quotidiana delle classi agiate attraverso i secoli. Dopo aver esplorato i tesori storici e artistici di Padova, è il momento perfetto per concedersi una pausa all'insegna del gusto. La città offre una ricca scena gastronomica, dove tradizione e innovazione si fondono in locali che spesso portano con sé secoli di storia. Il leggendario caffè Pedrocchi, fondato nel 1831 e soprannominato il caffè senza porte, rappresenta una tappa obbligata. Questo edificio neoclassico, con le sue sale dai colori che richiamano il tricolore italiano, è il luogo ideale dove sorseggiare il celebre spritz padovano osservando il via vai cittadino. Per un'esperienza più autentica, le antiche botteghe sotto il Palazzo della Ragione conservano intatta l'atmosfera delle vecchie osterie venete. Qui, fra archi in pietra e soffitti bassi medievali, l'Osteria dei Fabbri serve cicchetti tradizionali e calici di vino dei colli euganei. In Piazza delle Erbe, cuore del mercato cittadino dal 1200, l'Osteria L'Anfora occupa un edificio che un tempo ospitava la Corporazione dei Vinai. Le sue cantine medievali, visitabili su richiesta, offrono un ambiente suggestivo dove gustare baccalà, mantecato e sarde in saor, secondo le ricette della tradizione veneziana. Per il pranzo, la trattoria al Prato, a pochi passi da Prato della Valle, occupa un palazzo che nel Settecento ospitava una locanda per pellegrini. Qui potrete gustare i bigoli con sugo d'anatra. Nel quartiere del Santo, il ristorante Al Santo offre un ambiente elegante e confortevole. Le sale interne creano un'atmosfera raccolta dove assaporare piatti della tradizione locale. Per concludere la serata in dolcezza, la storica pasticceria Graziati, fondata nel 1919, serve ancora la torta pazientina secondo la ricetta originale. Questo dolce, composto da strati di pan di Spagna, crema al cioccolato, pasta di mandorle e liquore maraschino, prende il nome dalla pazienza necessaria per la sua preparazione.
Ogni angolo di Padova racconta una storia e anche i suoi locali storici contribuiscono a questo racconto. Assaporare i piatti tipici in questi luoghi carichi di storia significa completare il viaggio alla scoperta dell'anima più autentica di Padova, dove i sapori del passato continuano a vivere nel presente. Questo tour vi ha portato attraverso i punti più significativi del centro storico di Padova, offrendovi un assaggio della ricchezza storica, artistica e culturale di questa meravigliosa città. Da Prato della Valle alla Cappella degli Scrovegni avete attraversato oltre 2000 anni di storia, ammirando testimonianze romane, medievali e rinascimentali che rendono Padova una delle città d'arte più interessanti d'Italia. La sua università, fondata nel 1222 e tra le più antiche al mondo, ha attratto nei secoli personalità come Galileo Galilei e Niccolò Copernico, contribuendo a fare di Padova un faro di cultura e innovazione. Grazie per aver seguito questa guida. Speriamo che vi sia stata utile per scoprire e apprezzare le meraviglie di Padova. Se avete apprezzato questo contenuto, vi invitiamo caldamente a iscrivervi al nostro canale per ricevere altri consigli di viaggio, curiosità e guide dettagliate su Padova e altre splendide destinazioni italiane. Non esitate a condividere nei commenti le vostre impressioni su Padova, i vostri luoghi preferiti o eventuali gemme nascoste che avete scoperto durante la vostra visita. La vostra esperienza potrebbe essere preziosa per altri viaggiatori. Buon viaggio e arrivederci a Padova!